Un agguato criminale sarebbe l'ipotesi più accreditata dagli inquirenti inglesi che stanno indagando sulla morte di Sebastiano Magnanini, il 46enne di Canareggio, il cui cadavere è stato trovato in avanzato stato di decomposizione nel Regent's Canal a Londra. È stato un passante a dare l'allarme e in poco tempo la notizia è arrivata ai genitori dell'uomo residenti a Venezia, informati lunedì sera. Dopo aver viaggiato a lungo, Cambogia, Thailandia, Colombia, Magnanini era andato nella capitale inglese per cercare lavoro come carpentiere. Le autorità stanno indagando nell'ambiente della droga, visto che l'uomo, trovato legato a un trolley per la spesa, in passato è stato segnalato come assuntore. Non solo, nel 93 fu coinvolto in un grosso furto d'arte, quello di un quadro del Tiepolo nella chiesa di Santa Maria della Fava a Venezia. Secondo la denuncia, il 46enne e un complice si fecero chiudere all'interno della chiesa per farsi poi raggiungere da un terzo complice. La tela, valutata all'epoca circa 2 miliardi di lire, fu staccata con un taglierino. Non c'erano allarmi, ma i tre seminarono tracce. Dopo il furto, infatti, andarono in un bar vicino alla chiesa, fumarono alcuni spinelli e mentre fuggivano fecero cadere la tela, recuperandola e tenendola con un laccio di scarpe. L'opera venne recuperata 3 mesi dopo dalla squadra mobile di Venezia in un magazzino di Tessera e i tre furono denunciati. Ma l'indagine non si concluse perché le modalità sospette del veloce ritrovamento fecero partire un'inchiesta sull'ipotesi di contatti con la criminalità da parte di alcuni componenti della questura veneziana. Si giunse al rinvio a giudizio e al processo che, dopo l'assoluzione in primo grado degli iniziali 8 imputati, portò a dure condanne in appello per un paio di ex ispettori e per un ex capo della mobile veneziana, ritenuti responsabili di aver falsificato gli atti del ritrovamento del quadro del Tiepolo, oltre ad altri scambi di favori con elementi malavitosi. Ora si attende l'esito dell'autopsia che potrà indicare il momento preciso del decesso di Magnanini.